C'era una volta un castello a Vigna di Castelnovo, in posizione strategica per dominare il territorio. Nella fascia pedemontana del Friuli occidentale, i castelli, o quel che ne resta, sono importanti tasselli nel mosaico della storia locale. Nel Cinquecento, Giovanni Antonio de Sacchis, il Pordenone, il più importante pittore del Rinascimento friulano, dipinse a Valeriano una splendida natività. Nella pieve di San Pietro Travesio c'è il suo più ampio ciclo di affreschi e si può ammirare anche la fonte battesimale del Pilacorte. A Clauzetto, alcune borgate conservano pittoresche abitazioni in muratura, con scala esterna e il tipico ballatoio in legno. Lo stile eccentrico del castello Ceconi spicca tra i boschi di Pielungo a Vito d'Asio e ricorda il conte Giacomo Ceconi, emigrante, che fece fortuna all'estero, ma non dimenticò mai la sua terra.